Amici sportivi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Pietro Pisani di Palermo. Si affrontano la Don Carlo Misilmeri e il Monreale. Pesetti salta un avversario, poi tocca a sinistra per D'Agostino che propone al centro il pallone, colpo di testa, il palo di Virzì subito ad un passo dal gol. La Don Carlo Misilmeri dopo 70 secondi di gioco. Lo Gerfo che corre, resiste a randazzo per la palla allargata sulla destra per Ingrassia, ancora tocco per Lo Gerfo dal limite e il gol di Lo Gerfo che sblocca la partita in favore della Don Carlo. È l'1-0 con la firma forse più attesa nell'attacco bianco-rosso, è quella di Vincenzo Lo Gerfo su De Caro. Prende il centro De Caro con i compagni che gli lasciano spazio per l'apertura a vuoto qui Francesco Parlato. Allora chance per Caracappa in area, Caracappa a destro sul fondo, Samuele Caracappa vicino al raddoppio. Tutti sul secondo palo, c'è il fischio dell'arbitro, Carlino finta. Allora Parlato che cerca la porta, non la trova e anche in maniera abbondante. In 6 nella barriera del Monreale c'è il fischio dell'arbitro. La battuta di Romano con deviazione, ma è buono ugualmente il gol del 2-0, il gol di Peppe Romano che esulta davanti ai suoi sostenitori e la rete del 2-0 per la Don Carlo Misilmeri. Pesetti, Caracappa verso il limite, calcia col destro, blocca Cannella senza problemi. Recuperato palla da Don Carlo, Romano! Ancora Romano! 3-0 per la Don Carlo, inarrestabile Peppe Romano! È doppietta per lui, è 3-0, è dominio totale della Don Carlo Misilmeri. E rilancia l'azione dei suoi. Caracappa, controllo, alza la testa e guarda i compagni, vede il movimento di D'Agostino sopra la traversa, il tentativo, ma ancora una volta facile per la Don Carlo arrivare. In qualche modo riesce a servire Parrinello che sterza, Parrinello cerca compagni, poi dribbla su Virzì, palla in profondità per la corsa di Uzzo che anticipa Chinnici e poi può depositare verso la porta per il gol del 3-1, il gol di Uzzo che rianima il Monreale. Da sottolineare però la gran palla messa da Parrinello. Sul pallone Lo Gerfo con Romano che è lì nei paraggi. C'è il fischio dell'arbitro. Alla fine infatti parte Romano! Mamma mia, ancora! Romano! 4-1! Ma che cosa possiamo dire ancora? Seconda punizione, questa dritta sotto l'incrocio dei pali. Peppe Romano show oggi al Pietro Pisani di Palermo. Recupera palla Virzì, Caracappa, al limite Caracappa col destro! Ed eccolo qua il gol di Samuele Caracappa, il gol del 5-1 su un'altra palla recuperata in fase di disimpegno da parte del Monreale. Recupera e segna Samuele Caracappa. Anche Pesetti cerca di avventurarsi, poi cerca la palla verticale per Virzì che si gira, Lo Gerfo al limite, calcia, palla sul fondo, si è riacceso Vincenzo Lo Gerfo. Contro con la Parmoval, occhio a Caracappa, tu per tu con Cannella e sono 6 per la Don Carlo, sono 2 per Samuele Caracappa che qui non doveva fare altro che trasformare in gol il cioccolatino ricevuto dai compagni. La rimessa di Follari direttamente in area, colpo di testa di Bonaccorso sui piedi di Parrinello che finta ancora, Parrinello prova a passare, c'è il servizio per Costantino, forse in posizione irregolare, quel cross, Bonaccorso poi Greco subito dentro a cercare Campanella, conclusione di poco fuori con effetto a uscire. La battuta con la palla sul secondo palo di testa De Caro sopra la traversa. Il direttore di gara che invita Pesetti a mantenere la distanza in barriera e poi fischia. La battuta di Campanella sul primo palo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Intanto la palla di Ingrassia, può arrivare Pellegrino, l'uscita di Rancatore, Pellegrino sul palo.
e poi salva De Cofano. I campioni in carica. Fate attenzione a Virzì che corre. Virzì, l'uscita di Rancatore, addosso a Virzì, la recupera Pellegrino, la porta è vuota. Pellegrino! Settimo gol, settima bellezza della Doncarlo, a segno anche Piero Pellegrino che si becca l'abbraccio di Mister Lobè in panchina. Un misilmerese doc la fa passare su Virzì e si butta nello spazio Pesetti. Virzì guarda la porta, Virzì calcia, Rancatore, poi Pellegrino. 8-1, doppietta di Piero Pellegrino, che dunque realizza ancora una volta dopo il tentativo di Virzì. Di seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Ma intanto celebriamo la vittoria della Doncarlo Misilmeri 8-1 contro il Monreale e qualificazione ai quarti di finale del campionato regionale juniores.